oggi il 31 di gennaio abbiamo avuto il piacere ed è la coincidenza della nostra festa per l'Insignito che ogni anno ripetiamo sempre nel mese di gennaio. Il calendario ci ha suggerito di essere presenti qua e di fare un concorso anche, e di questo ve ne parlerà la nostra cavaliera dottoressa Etta Miliotto, per i ragazzi che hanno svolto un tema su San Giovanni Bosco ai giovani. In qualità di delegata comunale di Favara dell'associazione ANIO, che è cavalieri riconosciuti dalla Repubblica Italiana, io mi onoro di partecipare a questa giornata particolare. Oggi 31 gennaio 2020, San Giovanni Bosco, non abbiamo potuto fare a meno di ricordare questa figura appartenente alla Chiesa Cattolica e abbiamo coinvolto l'Istituto Agrigentino R. Politi. I ragazzi hanno partecipato a poter cimentarsi in alcuni elaborati, sono stati scelti, alcuni di loro hanno lavorato molto bene nonostante gli impegni che hanno avuto, e devo ringraziare la professoressa che si è interessata a questo argomento, la professoressa Parello, la preside, la vicepreside e tutti i ragazzi. Oggi pomeriggio, in occasione della giornata dell'Insignito, saranno presenti al Dioscuri, dove verranno consegnati degli attestati e il primo premio al ragazzo che ha effettuato il migliore elaborato. Tra le belle cose del mio passato c'è il fatto di essere stato 3 anni ai Salesiani, quindi mi considero sempre un ex allievo salesiano e devo dirvi che le cose belle che ho appreso nella mia gioventù e nei 3 anni praticamente in cui sono stato con i Salesiani sono delle cose stupende che ancora mi porto dietro, che ho cercato di trasferire anche alla mia famiglia. Oggi è una bella giornata e ricordare San Giovanni Bosco è una cosa meravigliosa per le giovani e per le grandi generazioni. Vi ringrazio per la manifestazione che avete organizzato. Santo, se pensi tu che rimase orfano a 2 anni e venne educato dalla mamma Margherita, che lo educò proprio bene, ed ebbe un grande amore per la gioventù. Quello che ha fatto San Giovanni Bosco è sempre valido. I salesiani sono stati in tutto il mondo a predicare il Vangelo e a educare la gioventù. Bisogna fare in modo che gli atti educativi di Don Bosco siano ancora una volta al centro degli educatori, perché la nostra gioventù ha bisogno proprio di essere educata. Amen.